Il cinico FC Matera si impone anche ad Angri nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie D Girone H ed ottiene così il quarto successo consecutivo. Bastano i gol di Albano, capocannoniere del campionato con 7 reti, e di Principiano per regolare un Angri volenteroso ma tutto sommato poco insidioso. Mister Corino non dispone di Naglieri e Marsico, entrambi infortunati. Confermato in blocco il reparto arretrato con ovviamente tra i pali Gatti. A centrocampo Giroletti, Pedano e Da Campora, in avanti Albano, sostenuto da Chisena e Principiano. Arriviamo su un campo difficilissimo, con una squadra che aveva assolutamente bisogno di fare risultato, ha provato in tutti i modi. Abbiamo sofferto un po' all'inizio soprattutto, che non riuscivamo a trovare le misure giuste, poi dopo voglio dire abbiamo dato una dimostrazione di compattezza, perché poi dopo, una volta che abbiamo sbloccato il risultato, le cose si sono messe nella maniera giusta. Parte bene la compagine locale. Al 13:30 Piemonte trova il corridoio giusto per Galdi, che dà posizione favorevole e conclude debole e centrale. 2 minuti dopo Picariello, liberato in area biancazzurra da Granosi, conclude al lato da 2 passi. Si vola al 27esimo, batti e ribatti in area campana, poi Giroletti serve Albano che colpisce al volo e supera Cortese per l'1-0 Materano. Al 38esimo tocco di Giroletti per Albano che libera Chisena. Ingresso in area del talentuoso Materano, tiro cross quasi da fondo campo che sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore angrese. Al 44esimo Pedano allarga per Albano che entra in area e conclude potente ma di poco alto. Si va negli spogliatoi sullo 0-1. Al rientro, dopo 4 minuti di gioco, Zerillo ci prova da buona posizione in area materana ma manda alto. Al quinto il raddoppio dei materani e partita virtualmente chiusa. Preciso taglio di Giroletti per Principiano che entra in area, salta l'avversario e supera Cortese con un rasoterra indirizzato sul primo palo. Al settimo Albano in area grigio-rossa cerca Principiano, la sfera giunge invece a Chisena che dall'altezza del dischetto conclude a botta sicura ma trova la deviazione in angolo di Cacace. Al 14esimo si fa trovare pronto Gatti, chiusura su Galdi dopo l'assist di Piemonte. 60 secondi dopo Picariello da posizione favorevolissima incredibilmente manda alto di testa. Al 19esimo l'Angri rimane in 10 per l'espulsione di Radicchio per proteste. Per il Matera diventa semplice dunque gestire la gara e conquistare così la quarta vittoria consecutiva. Materani che rimangono ovviamente al primo posto in classifica a punteggio pieno, in condominio con Brindisi e Nocerina.